Dario Piombino Mascali trova una lontana parente di Salafia. Sostiene di possedere alcuni documenti personali dell'imbalsamatore, manoscritti appartenenti a Salafia stesso. Sono venuto finalmente a vedere quelle cose di cui abbiamo discusso. Ora te li mostro, vieni, accomodati. Vuoi vedere questo, il manoscritto? Faccio vedere. Ecco qua. Wow. Che è scritto tutto di suo pugno con Alfredo Salafia. Nuovo metodo speciale per la conservazione del cadavere umano intero allo stato permanentemente fresco. È incredibile. Una lista di tutti i corpi conservati da Salafia. Documenti scritti di suo pugno, in ogni dettaglio, con tanto di foto, note e commenti. Ti faccio vedere la formula. E su una pagina, la formula che credevamo perduta. Non ci posso credere che è vera, è la formula di Salafia, sì. l'hanno cercata tutte le persone, tutte le volevano vedere, noi ce l'abbiamo qua. E noi l'abbiamo sempre Pazzesco. conservata. Ma come mai? Ma com'è possibile che in tanti anni non... Ma io ho trovato questo manoscritto e l'ho conservato così per rispetto, perché l'ho visto scritto a mano, di proprio pugno. La formula di Salafia. Ha sostituito il sangue con un misto di glicerina, formalina e acido salicilico dissolto nell'alcol, insieme a solfato e cloruro di zinco. Una formula molto moderna. Inoltre Salafia scrive che il corpo deve essere protetto ermeticamente da muffa e microorganismi. È molto interessante che abbia usato formalina. È molto all'avanguardia per l'epoca. Salafia è stato una specie di pioniere ad usare formalina invece che mercurio o arsenico, come facevano altri imbalsamatori. In pratica è la stessa formula che si usa oggi. Ha inventato una formula che già è durata oltre un secolo. Offre un indizio sorprendente. La glicerina ha la capacità di creare dei legami con l'acqua. Dobbiamo considerare questo fattore al fine di preservarla al meglio in futuro. Forse il suo corpo contiene ancora dell'acqua. Dobbiamo evitare di pensarla come un corpo completamente asciutto, tipo mummia egiziana, o come una mummia naturale siciliana. Si tratta di ritrovamenti eccezionali. È passata la mezzanotte. Come ogni sera negli ultimi mesi, Fabrizio Fernandez sta pulendo le catacombe. Il degrado sta accelerando in maniera drammatica e lascia dietro di sé una traccia di distruzione. Paura dei morti, ma perché? Quale paura c'è? Qui c'è la santità. E poi vedere questi crani così qua mi fa male. Questi si trovano qui per l'umidità, come puoi vedere questi, e si è fatto sì che questi sono caduti e adesso mi occupo di loro. C'è qualcosa di diverso nelle catacombe. Fabrizio lo sa. I morti non possono resistere ancora a lungo. Agli abitanti del luogo non sembra importare più di tanto. Da molto tempo si sono tenuti ben lontani dalle catacombe. Come se la morte si potesse evitare. Per secoli il tufo ha assorbito l'umidità. Il sistema di circolazione dell'aria funzionava. Oggi persino i colatoi in cui venivano trattati i corpi hanno la muffa. È molto umido, per via di tutte queste alghe. Sì, ma non doveva essere così nell'antichità. Sì, è un insieme di alghe e muffa. Questo è il cadavere originale, che veniva sistemato su queste griglie speciali.
I fluidi corporei venivano estratti dal corpo e raccolti in questo recipiente. È strano. Di solito c'è bisogno che l'aria circoli per una mummificazione. Sembra che vi fosse un minimo ricambio d'aria con l'esterno. Forse hanno chiuso qui. Sembra che ci abbiano messo qualcosa dentro. È probabile. La muratura cade a pezzi. Alcune mummie sono coperte da macchie chiare e scure. È tutto molto mollo. I tessuti si stanno deteriorando. Tutto si sta deteriorando. Ma è un bel pasticcio. È davvero in pessime condizioni. E guarda là. Ci sono muschio e alghe sulle pareti di tufo, tracce di fortissima umidità ovunque. Qui si vede bene il formarsi della muffa, che è dovuto al fatto che il tessuto molle è bagnato per via dell'umidità. È proprio a mollo nell'acqua. È un posto ideale per la muffa. E questo è il problema. Non ho mai visto una tale muffa su altre mummie. Le analisi del laboratorio rivelano tracce di Aspergillus flavus, un fungo cancerogeno. Bene. Queste le mettevano qua per durare più, però non conta il corpo. Dobbiamo diventare cenere. Cos'è cambiato nel clima delle catacombe? So dai cappuccini che ci sono stati alcuni cambiamenti nella struttura. Il sistema di fogna è stato modificato. Tutte queste condizioni hanno senz'altro alterato la struttura. Gli scienziati hanno piazzato dei sensori in punti diversi per misurare le variazioni di temperatura e umidità nel corso del tempo. Oltre l'80%. Le mummie di solito hanno bisogno al massimo del 50%. Anche per una mummia umida come Rosalia, l'umidità delle catacombe è eccessiva. Anche questa deve finire il corpo, si intende? Oggi Fabrizio sta esplorando con attenzione le gallerie delle catacombe. Fra poco arriva un ospite importante. Il destino delle mummie dipende dalla sua decisione. Anche quello di Rosalia. Il responsabile per la protezione dei monumenti storici in Sicilia ha l'autorità di un ministro. Il dottor Dario Piombino Mascali cerca di convincerlo ad attuare il piano degli scienziati. Si possono effettuare delle scansioni delle mummie e vedere esattamente come sono all'interno per vedere anche a che livello il degrado è arrivato. Pensa quindi che la soprintendenza potrà avallare le nostre richieste di studio? Noi anzi ringraziamo la vostra disponibilità a studiare e a aiutarci a capire come possiamo conservare questo patrimonio unico che questa città e questo convento conserva. Grazie mille, davvero, grazie tante. L'abate ha approvato il progetto di ricerca al monastero dei Cappuccini. Un grosso camion si apre davanti al monastero, rivelando il suo contenuto ad alta tecnologia, un apparecchio per la TAC. Di solito si usa negli ospedali per esaminare soggetti vivi. Perché non mummie? Insieme al radiologo Stefani Panzer, gli esperti vogliono fare la scansione di oltre 20 mummie. Rosalia è la parte più importante di questo originale progetto di ricerca. Documenti e fonti scritte possono non essere attendibili. Le mummie lo sono sempre. Guardate qui. Avete visto la muffa? È vero, oh cielo. Continua fino a dentro. È terribile. Già. Sì. Lo stato di degrado è molto peggiorato dall'ultima loro visita 9 mesi fa.
I ricercatori sperano di quantificare i danni grazie alla TAC. La scansione permette di visualizzare tutto il corpo in diversi strati, rivelando cose sorprendenti. Non mi aspettavo di riuscire a vedere tutte le arterie e persino i capillari. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. La speranza incentiva gli scienziati. Analizzano i diversi metodi di mummificazione per scoprire un modo per arrestare il degrado. Le oltre 1000 mummie nelle catacombe coprono un campione della popolazione per 5 secoli. Un'opportunità unica di scoprire di più sulle malattie e pestilenze dell'epoca, informazioni che potrebbero giovare ai vivi. La paura che abbiamo di perdere le persone, le cose. Cercano speranza e conforto nella chiesa del monastero. Pochi notano il progetto di ricerca della porta accanto. Nell'antichità i cittadini di Palermo scendevano nelle catacombe per visitare i propri cari, prendersi di loro, mentre oggi gli scienziati optano per prendere le mummie. Adesso sta una mummia naturale. Naturale, sì. Analizzano le mummie per 4 giorni. Quasi tutte le mummie sono state essiccate. Strano. Con risultati sorprendenti. Conservate perfettamente. Si riescono a vedere le diverse parti del cervello. Deve essere stato conservato artificialmente. Tutto a un tratto compare padre Antonino. Le sue paure sono confermate in ciò che vede. In alcune mummie lo stato di degrado penetra fino all'interno. L'esito delle analisi di 26 mummie è il seguente. I cadaveri completamente essiccati non resisteranno all'umidità a lungo. Finalmente tocca a Rosalia. Quello che siamo perfetti non è mai stoffato prima. È un rischio. Lo stesso tipo di unico sia. Guadagna la carpella per la prima volta. Sono un po' nervoso. Sì, anch'io. Bene, attenti. Sollevate. Perfetto. Andiamo. La piccola casa è pesante. L'iter è vestito in biodo. Ciò si nasconde piccolo coperchio è di potassa decisiva. Nessun problema, vai tranquillo. Effettuare la sessione di Rosalia non è facile come altre mummie. La TAC attraversa a fatica i metalli. I ricercatori non si arrendono. E infatti... Ah, il cervello. Guardate, è eccezionale. Wow, incredibile. Avete visto? Guardate il cielo. Non si può parlare a quello del mummie. Questo è il miglior cervello che abbia mai visto in una. Questa è solo la età. Il tronco encefalico, l'inizio del midollo spinale, è uno degli occhi, il dentro, si è fuori il grasso, una cosa... Con ogni sua parte, organi compresi. Dalla TAC risulta perfettamente conservato. Il metodo funziona. È quasi un miracolo. Che cosa abbiamo sulla di morte di Valia? Dagli altri risulta che è morta di broncopolmonite. Se l'analisi mostrasse un polmone danneggiato, la tesi della polmonite verrebbe accreditata. C'è meno acqua all'interno del polmone. Sotto la testa di Rosalia è un oggetto. Consigliarlo. Ci devono aspettare il corpo di Rosalia nella sua interezza. I dati elaborati da computer rivelano una mirabile figura d'insieme. Gli organi interni sembrano quelli di una persona viva. Dalla testa e occhi fino a fegato, polmoni interni, passando per il cuore. Ogni cosa è conservata. Il radiologo è in grado di studiare il corpo con occhio clinico. E nota un cambiamento nei polmoni. Il polmone destro è più denso del sinistro e non sembra collassato. Forse è davvero il risultato di una polmonite. Nessuna mummia al mondo è altrettanto ben conservata. Gli organi interni di Rosalia non mostrano alcun segno di cedimento. Il radiologo è stato anche in grado di identificare l'oggetto sotto la testa di Rosalia. Una bottiglia. Sotto la testa c'è un pezzo di legno. Non riesco a vedere niente qui, né fluidi né materiali solidi. È una bottiglia aperta ma vuota. Che cosa può essere? Avete trovato qualche indizio? Di solito questa bottiglia contiene un agente che previene il formarsi della muffa. Il perché oggi sia vuota resta un mistero per gli scienziati. Come tocco finale, Salafia ha sigillato la bara con una lastra di vetro per proteggerla dai microorganismi.
Salafia ha creato un'illusione perfetta.